Siamo con Roma Farina, allenatore del Posada, che è uscito imbattuto qui dal campo di Ovodoma. Innanzitutto facciamo complimenti perché il Posada è venuto qui a giocare la sua partita, un buon calcio, poi siete passati in vantaggio, è arrivato questo episodio di rigore che un po' ha cambiato tutto. Sì, sapevamo che sicuramente non era una partita facile, sapendo che anche all'Orolai servivano dei punti per raggiungere la salvezza matematica, quindi siamo venuti qua con lo spirito di dovercela giocare e sapevamo che non ci regalava nulla nessuno. Ci abbiamo provato, siamo passati in vantaggio, poi un rigore che ormai è andata, secondo me un po' discutibile, ha rimesso le cose in parità, insomma. Adesso affrontiamo le ultime 5 partite per fare qualche altro punticino, tanto non penso che abbiamo niente da chiedere di più a questo campionato. Ecco, bisogna dire che dopo il rigore comunque avete anche sfiorato addirittura il gol del sorpasso, e bisogna anche dire che il Posada è una squadra che è stata abbastanza rivoluzionata in questi ultimi mesi. Sì, io ho preso la squadra in corsa nel mese di dicembre, abbiamo recuperato un po' quella che era l'armonia del gruppo. Come mentalità abbiamo sempre quella di provare a vincere le partite, non entriamo mai cercando di uscire imbattuti o di prenderne pochi, giochiamo sempre con la stessa mentalità e qualche volta ci esce bene. Su un campo poi pesante come questo è difficile giocare a palla a terra, quindi molte volte si è un po' penalizzati, devi un po' sacrificare il tuo gioco e magari mandare qualche pallone lungo in avanti. Questo lo sapevamo, eravamo coscienti di questo, abbiamo provato a giocare finché andava bene, poi magari ci siamo un po' allungati, poi siamo rimasti anche in 10, non dimentichiamo l'espulsione di Conto, proprio per le proteste di questo rigore discutibile. Avevamo anche la possibilità, insomma, di ripassare in vantaggio e di chiudere perché mancavano 5 minuti e 2 occasioni nette, però è andata così e va bene, penso che alla fine un punto a testa sia giusto. Qual è la tua favorita per il secondo posto? C'è la Bitese che è una squadra che non molla, ce l'ha proprio caratterialmente nel DNA, è una squadra che non molla fino alla fine. Lo stesso Buduso mi ha un po' sorpreso perché noi l'abbiamo battuto in casa ed è altalenante, alterna buone prestazioni a prestazioni un po' più opache, diciamo così. Il Tavolara non so se abbia ancora interesse ad arrivare sul secondo posto. Una delle squadre che mi ha impressionato maggiormente a livello di gioco è sicuramente il Luogo Santo, una squadra sia sotto il profilo agonistico molto ben preparata e cercano sempre di giocare a calcio e fa anche piacere in questa categoria vedere, insomma, che nulla è lasciato al caso. Non c'è solo agonismo. Esatto, non c'è solo agonismo, ma c'è anche qualche idea di calcio che è quella che, insomma, anche noi, sulla quale cerchiamo anche noi di lavorare. Benissimo, Omar, ti ringraziamo, complimenti comunque a te per il lavoro che stai facendo a Posada, in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie a voi. Grazie.